Era attesa da anni e questa mattina è arrivata la notizia. Siglato al Mise l'accordo di programma che porterà a Porto Marghera una somma che raggiunge quasi 153 milioni di euro per rendere competitiva l'area. Presenti alla firma ufficiale il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, il commissario straordinario del comune di Venezia Vittorio Zappalorto ed il presidente dell'autorità portuale Paolo Costa. Insomma, da oggi si potrà parlare di riqualificazione di Porto Marghera. I fondi andranno a finanziare 23 progetti. Diamo una risposta ai lavoratori, dice Zaia. 152 milioni di euro, 20 milioni dei quali messi dalla Regione, 23 progetti, viabilità, intervento su aree e quindi una risposta concreta agli 11.100 e oltre lavoratori che vi lavorano lì, ma anche al rilancio di Porto Marghera. L'accordo di programma firmato oggi è un ottimo modo per riqualificare e non disperdere le caratteristiche industriali che possono essere messe a disposizione di nuove iniziative, spiega il ministro Guidi. Per le imprese che investiranno ci sarà un credito d'imposta. La riqualificazione industriale riguarda infatti 2.000 ettari di insediamenti produttivi commerciali e terziari, canali navigabili e bacini, porto commerciale e infrastrutture che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa. Non solo. Ci sono imprese disponibili ad investire, ovviamente sono sostanzialmente aziende venete, aziende italiane, e c'è da dire che il potenziale di attrattività c'è assolutamente. Il tema della burocrazia e il tema anche della certezza del diritto resta un grande problema per gli investitori stranieri. Rimane un unico neo, quello di arrivare quanto prima ad avere una sburocratizzazione ed una certezza del diritto. Soddisfazione anche da parte del presidente di Confindustria Matteo Zoppas. Per la prima volta ci troviamo di fronte ad un accordo che mette concretamente a disposizione di Porto Marghera risorse pubbliche per realizzare in un tempo definito una serie di progetti in grado di migliorare e riqualificare a livello infrastrutturale buona parte dell'area. Il futuro di Porto Marghera sta per essere ridisegnato con nuove strutture e costruzioni in grado di agevolare l'eventuale insediamento di nuove attività. Con questi interventi, ha concluso Zaia, si dimostra che il futuro di Marghera non è un campo da golf o di divertimenti, ma un sito industriale basato sull'economia green.